Excuse me. Questo è un evento internazionale che è il convegno sulla robotica e l'automazione ed è sponsorizzato dalla IEEE. La IEEE è la più grande associazione professionale di ingegneria elettrica e elettronica al mondo. È la prima volta che ICRA, il convegno, approda in Italia. La previsione è che i progressi nel nostro settore non avverranno al nostro interno, ma avverranno al confine tra la robotica e le altre discipline. Uno degli aspetti più importanti degli umanoidi oggi è l'interazione con l'uomo. Allora, interazione con l'uomo prevede tutte quelle discipline che studiano la comunicazione e l'interazione tra una macchina intelligente e un essere umano. Ecco perché la robotica è talmente interessante ma anche talmente vasta. So the robot is this machine that connects thinking, intelligence to the physical world. Little by little there will be increased autonomy. And that increased autonomy will come to make the robots more capable of doing things on their own. Queste macchine saranno macchine molto abili, molto intelligenti, potranno sostituire gli uomini anche in compiti delicati come per esempio assistere gli anziani, assistere i malati, però saranno utilizzati anche in guerra. Lo scopo della roboetica è appunto creare un dibattito su questa nuova tecnologia e aiutarci a comprendere come utilizzarla per il bene, per il progresso, evitando che si possano creare i problemi che altre tecnologie hanno già creato.